Pensiero del giorno, sabato 23 novembre. Vivere il momento presente. Se viviamo nel presente, possiamo adempiere bene a tutti i nostri doveri. Se viviamo nel presente, le nostre croci diventano sopportabili. Se viviamo nel presente, possiamo riconoscere le aspirazioni di Dio, gli impulsi della sua grazia che arrivano nel presente. Se viviamo nel presente, possiamo costruire fruttuosamente la nostra santità. Francesco di Sales diceva: ogni istante arriva carico di un ordine e scende nell'eternità per fissare ciò che abbiamo fatto. Viviamo dunque il presente, viviamolo per la perfezione, alla fine di ogni giorno e alla fine della vita ci troveremo cariche di buone azioni fatte e di atti d'amore offerte. Chiara Lubich, Ritorno al presente. Parola di vita novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.